insegnato dal maestrale. Ascolta questi esempi, ti spiego il segreto. I sardi sono diversi, sì, ma in modo strano. Ti offrono da bere anche se non ti conoscono da lontano. Se dici sono pieno, loro capiscono fame. Ti portano un cinghiale e 3 chili di salame. Orgoglio dell'isola, testardi e generosi. Siamo i sardi, pazzi e favolosi. Esempio numero 2, la dieta del pastore. Metti un sardo a Milano con la nebbia ed il vapore. Gli offri un sushi chic con il riso profumato. Lui caccia dal borsello un pecorino stagionato. Questo ha fatto la guerra, profuma di vittoria. Lo taglia col coltello e ti cancella la memoria. E se entri in una casa attento all'ospitalità, è un sequestro di persona fatto di bontà. Prendi un altro mirto, mangia questo porcheddu. Se provi a rifiutare, il nonno ti guarda brutto e zitto e siediti, pisetto. Sì, ma in modo strano. Ti offrono da bere anche se non ti conoscono da lontano. Se dici sono pieno, loro capiscono fame. Ti portano un cinghiale e 3 chili di salame. Orgoglio dell'isola, testardi e generosi. Siamo i sardi, pazzi e favolosi. Sì, siamo diversi, ma dacci un pezzo di carasau e conquistiamo il mondo. Aio!